Si deve disobbedire quando non si condivide quello che ci è chiesto da una legge. Ricordo sempre un insegnamento straordinario di Don Lorenzo Milani, che è uno dei maestri fondamentali della mia vita, quando dice che ai giovani lui insegna il rispetto della legge quando la legge è giusta, cioè quando la legge è la protezione del debole, e invece di battersi per cambiarla quando ci si accorge che la legge diventa un sopruso per il debole, è una violenza per il debole, è invece sostegno, una protezione per il forte, per il privilegiato. E poi sempre Don Lorenzo Milani, in quel passaggio straordinario, guardando alla storia e riferendosi a situazioni drammatiche come la bomba di Hiroshima e l'Olocausto, dice che per arrivare a queste situazioni così terribili ci è voluto il concorso di tantissime persone, quindi non solo di chi ha sganciato la bomba, non solo di Hitler, che poi considereranno tanti che era un pazzo, quindi nessuno sarebbe responsabile dei milioni di persone uccise. Dice: bisogna uscire da questo macabro gioco di parole e dire ai giovani che sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è più una virtù, ma è la più subdola delle tentazioni, che non possono farsene scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, e che ciascuno è l'unico responsabile di tutto. Quando Don Lorenzo insegna così, non si riferisce certo alla disobbedienza capricciosa, individualista del tornaconto, ma si riferisce a quella disobbedienza di fronte a qualcosa di ingiusto che chiede maggiore profondità di coscienza, maggiore disponibilità, maggiore dedizione e anche sacrificio per mettere poi in pratica nella libertà e responsabilità quello che quella disobbedienza comporta. Quindi sento che l'obiezione di coscienza, io la sento come un'obiezione di coscienza a un sistema di violenza, di dominio, di guerra, di razzismo, di distruzione dell'ambiente, che poi chiaramente dovrebbe concretizzarsi in parole, gesti concreti nella vita quotidiana di ciascuno, e insieme la sento come premessa alla disobbedienza civile, che è una forma organizzata per protestare nei confronti di qualcosa, una legge, una decisione che non si condivide, che viene, anche se viene dalle autorità che sono costituite. Quindi per parlare di obiezione di coscienza e di disobbedienza civile, credo che proprio siamo chiamati ad andare alla profondità culturale, etica delle persone, e a quello che con libertà e responsabilità le persone decidono di fare. Si potrebbe porre una domanda, pongo a me, a ciascuno: a chi si ubbidisce e a chi si disubbidisce nella nostra vita quotidiana? Ecco, la risposta è una risposta certo anche verbale, ma soprattutto di comportamento e di decisioni nella nostra vita.